Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, finalmente siamo ritornati a fare i video in questo periodo natalizio. Ho fortunatamente un po' più di tempo e riesco a ritornare a questa mia grandissima passione che sono gli scacchi. Allora, oggi volevo farvi vedere una sorpresa in apertura tratta da questo carinissimo libro. Si tratta di una sorpresa in apertura che deriva dal gambetto di donna accettato e vediamo un pochettino quali sono le mosse che lo caratterizzano. Vabbè, solita giocata, D4, D5, C4, gambetto accettato, cavallo F3, cavallo F6, E3, E6, cattura di pedone in C4, C5, una mossa che va a creare pressione e allo stesso tempo in caso di cambio ovviamente non conviene farlo ora, l'alfiere riprende C5 e poi arrocco. Ok, quindi possiamo notare che il bianco è in vantaggio di sviluppo perché ha già arroccato mentre al nero servirebbero almeno un paio di mosse, ovvero togliere l'alfiere da F8 e poi arroccare. E siamo arrivati in questa situazione. Ora è il turno appunto del nero che gioca questa mossa insidiosa che è A6. Qual è lo scopo di giocare questa mossa? Beh, innanzitutto è quella di spingere poi in B5 con un duplice scopo. Uno è liberare questo alfiere campo chiaro che andrà in B7 dato che non ha alcun tipo di sbocco in questa direzione e due dare molto fastidio a questo alfiere perché in caso di ritirata di questo tipo questi pedoni poi in futuro possono diventare molto fastidiosi e inoltre tolgono molto spazio ai pezzi del bianco, quindi bisogna fare molta attenzione. Questa spinta 6 è veramente insidiosa, ma è proprio qui che viene fuori il gambetto, il doppio gambetto del bianco, spinta in E4. Ora, così in apparenza sembra che questa mossa non abbia molto senso, te la lascio guardare un attimino con calma perché anch'io prima di capire il senso ci ho dovuto mettere un bel po' di tempo. Quindi in pratica il bianco non sostiene più questo pedone che è sotto pressione, ma addirittura spinge il pedone in E4 dandolo praticamente in passo al cavallo, che è proprio quello che vuole il bianco, ma a pro di che? Sicuramente tutti questi gambetti in apertura hanno lo scopo di andare ad accelerare i tempi di sviluppo e quindi dall'altra parte a far ritardare lo sviluppo dell'altro schieramento. Adesso vediamo i due casi, il caso in cui il gambetto viene accettato e il caso in cui il gambetto viene rifiutato. Vediamo il caso probabilmente che accadrebbe in una partita di torneo intermedio in cui il nero subito si fa ingolosire da questo pedone. Cavallo per E4. Ora il bianco ha ottenuto proprio quello che voleva, ovvero ha liberato la fila E, quindi dopo un torre 1 il nero ha molta pressione sulla colonna del re. E ora il bianco in realtà ha due principali continuazioni che adesso vediamo. Una delle continuazioni più forti è quella di giocare donna e 2. Numero 1, la donna si toglie dalla traiettoria dell'altra donna, quindi evitando in qualsiasi modo di scambiare le donne. Perché? Perché dopo lo scambio di donne il gioco diventa un pochettino più piatto e le combinazioni, le possibilità diventano un attimino inferiori. Quindi il bianco rischia di non poter sfruttare così il proprio vantaggio di sviluppo. Ora il cavallo può ritirarsi in D6, ma in questo caso seguirebbe questo ed è molto forte per il bianco, oppure può ritirarsi in F6. A questo punto questo pedone si fa decisivo perché segue pedone in D5 e ora B5. Questa continuazione è molto forte
perché avevamo già visto prima che quei pedoni potevano dare molto fastidio. E dopo B5 il bianco gioca pedone per E6. Dopo pedone per E6 il nero gioca pedone per C4. Se invece il nero non sta al gioco ma gioca una cosa del genere, pedone per E6, donna E7, cavallo G5, insomma il gioco non è comunque molto facile. Alfiere per E6, cavallo per E6 e la partita continua. Ma torniamo indietro. Siamo in questa posizione di parità e ovviamente pedone per C4. Ora il nero si ritrova in vantaggio di un pezzo leggero. Come segue? Segue in questo modo. Torre di 1, dando fastidio alla donna che si ritira in una buona casa che è B6, pedone per F7, scacco, il re costretto a muoversi, perdere l'arrocco, e adesso vediamo come il bianco riuscirà sempre a far centralizzare sempre di più quel re. Cavallo G5, tanto il cavallo tra l'altro è anche protetto dall'alfiere, scacco, e qui non va bene re G8 perché altrimenti e qui la partita si chiude, si chiude. Quindi è costretto ad andare in G6, ma le condizioni del nero comunque non sono migliori. Ora c'è questa mossa fortissima, torre D5. Allora, inizialmente sembra una mossa che non abbia molto senso, perché tanto dici, cosa metti la torre qui? Il cavallo è già difeso dall'alfiere, qual è l'utilità di torre qui se non di proteggere il cavallo? In realtà l'utilità della torre sulla quinta traversa è quella di rafforzare appunto il controllo di questa quinta traversa e dopo eventuali scacchi e attacchi di donna, per esempio donna C2, impedire che l'alfiere possa difendersi in questo modo. Quindi è una mossa molto 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 sottile. Ok, a questo punto il nero vede che può tranquillamente prendere una torre a gratis, come si dice dalle mie parti, e dopo cavallo che prende in D5 segue donna E8 scacco. Ovviamente il sacrificio di torre sta anche nel deviare il controllo di quella casa. Donna E8 scacco, re F5, vedete come il re è costretto a centralizzarsi. G4 sacrificio di pedone, re costretto a catturare in G4 e il bianco inizia a recuperare un po' di materiale con scacco tra l'altro. Quindi donna per C8 scacco, re H5, re donna E8 scacco. Ora il nero può pararsi o di donna o di pedone. In ogni caso la situazione non cambia perché segue sempre lo scacco di donna in E2. Infatti la partita continua con B6 e scacco di donna in E2. Re H4, donna cattura pedone con scacco. Vedete come pian piano il bianco si sta rifacendo e anche con gli interessi fra poco. Quindi donna C4 scacco, re H5, donna E2 scacco, re in H6 e segue donna E5 con ovviamente un doppio fra cavallo e torre. E qui nella partita del 1994 questa fu abbandonata, cioè il nero abbandonò in questo caso. Ecco, questo sacrificio in realtà
del pedone in E4, che adesso andiamo a ricostruire, non è una novità, ma l'aveva già giocato in passato anche il grandissimo Petrosian. Ed è una mossa che, come hai potuto vedere, porta a molte complicazioni, bisogna fare molta attenzione, perché se il bianco conosce bene queste linee e il nero no, la partita può finire veramente in difficoltà. Quindi andiamo a ricostruire la posizione, gambetto accettato, cavallo F3, cavallo F6, E3, E6, alfiere per, tac, arrocco e A6. A questo punto arriviamo alla situazione del gambetto in E4. Ora, il nero può decidere di rifiutare questo gambetto e giocare, per esempio, pedone per D4. Cosa succede? Che quel pedone rifiutato andrà a creare un po' di casini. Il cavallo in F è costretto ad andare in D7, ma non è una posizione bruttissima, perché vedremo adesso che donna per D4 e cavallo in C6, il nero comunque riesce a sviluppare entrambi i cavalli e ora il bianco comunque riesce a mantenere il pedone con donna in F4. A questo punto parte un gioco di pressioni su quel pedone. Donna C7, torre E1 per difendere. E qui cavallo in D mangia il pedone, cavallo mangia il pedone, cavallo mangia il cavallo, sì, donna mangia il cavallo e donna mangia alfiere. Ecco, in questo caso il nero, oltre ad avere un pedone in più, ha anche l'alfiere per il cavallo, che per molti è considerato un vantaggio. A questo punto come può continuare? Può continuare con cavallo in C3 e ora la situazione del nero è un pochettino inchiodata, ovvero non può muovere l'alfiere altrimenti cade G7, è un po' fermo, dovrebbe fare delle mosse per, per cercare di guadagnare un po' di spazio, ma comunque il bianco è in vantaggio dal punto di vista di spazi proprio e di sviluppo. Di conseguenza è costretto a fare questa mossa, che forse non è delle migliori, però. F6. F6, evitando che la donna possa creare rotture su G7, e qui scacco in H5, onde evitare di perdere l'arrocco si gioca pedone G6 e ora la donna va in F3. In F3, creando anche qui una doppia pressione, non si può spingere in B5 né liberare l'alfiere e allo stesso tempo si attacca su F6 e qui alfiere in E7 va a controllare proprio quel punto lì. Attenzione, alfiere H6, evitando appunto che il nero possa arroccare. Vedete come tutto il gioco si sta concentrando su questo ritardo di sviluppo da parte del nero. Donna H4, andando a minacciare l'alfiere. Cavallo D5, dopo pedone per E5, seguirebbe alfiere G7, torre F8 e torre per E7. Questo sacrificio che porterà sicuramente il bianco ad un grande vantaggio che potrà poi centralizzare anche l'altra torre. Quindi la posizione diventa molto critica. Ma ritorniamo a noi invece. Di questo cavallo in D5 abbiamo visto che non può essere preso e ovviamente il nero non può neanche far finta di nulla e prendere l'alfiere, perché comunque qui c'è una forchetta da parte di cavallo. Di conseguenza il nero è costretto a togliersi dalla forchetta, a rendere la situazione un attimino più compatta con re in F7. Torre in A va in C1, andando a controllare questa colonna aperta e creare anche questo tipo di attacchi. Donna H5,
cercando il cambio di donne, e torre in C7. Bene, ora da qui abbiamo visto la continuazione dove seguiva donna che dà maggior pressione, torre e poi vario scambio di materiale. Ok, mentre c'è un'altra possibile continuazione da parte del nero che è quella di spingere in B5, iniziando così a far sviluppare anche l'altro alfiere, anche solo l'alfiere, alfiere B3, alfiere in B7, cavallo C3, cavallo C5, andando a puntare ovviamente sull'alfiere in B3, torre di 1 minacciando la donna e donna C7, che è sempre un'ottima posizione per il nero. A questo punto il bianco deve ritirare ora l'alfiere in C2 e comunque ora diventa un gioco molto posizionale perché segue F5 da parte del nero. Allora, il nero qui ha intenzione di incastrare un pochettino la situazione e quindi di mettere il re al sicuro, e con questa spinta un pochettino se l'è aggiudicata la sicurezza del re. Ovviamente la presa in passant fa sì che il nero riesca a cambiare le donne e quindi a diminuire di molto la tensione. In più il bianco potrà giocare tutta la partita sul fatto di avere che il nero abbia un pedone arretrato e quindi il bianco potrà poi creare degli avamposti fortissimi. Quindi questo tipo di continuazione con B5 va a creare un gioco molto posizionale ma allo stesso tempo ricco di tatticismi, anche perché ci sono tutti i pezzi, ad esclusione di 2 pedoni a testa, sulla scacchiera, e quindi insomma le continuazioni possono essere molteplici.